Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori del terzo e ultimo lotto di messa in sicurezza del Rio Migliarese a Busalla. È stato completato il getto dell'ultimo tratto della soletta della nuova copertura del Rio e l'opera sarà terminata entro settembre, riducendo il rischio idraulico del centro abitato di Busalla. Oltre 42 milioni di euro per rafforzare le politiche dedicate a competenze, lavoro, occupazione e giovani. Regione Liguria mette in campo due distinti provvedimenti, uno da 23,3 milioni di euro per le misure dedicate al rafforzamento dell'occupabilità e della competitività del sistema produttivo ligure, l'altro da quasi 19 milioni di euro per l'attivazione dei percorsi triennali di qualifica professionale del sistema duale. Se lo abbandoni, sei un infame. Regione Liguria si impegna anche quest'anno con una campagna per contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione, un atto crudele che costituisce anche reato punito dal codice penale. Chi ha visto un animale abbandonato, malato o ferito è invitato a chiamare subito il numero unico di emergenza 112. Al via 10ª edizione della misura regionale Nidi Estivi 2026, che stanzia 500.000 euro destinati ai comuni, sedi di servizi rivolti ai bambini dai 3 ai 36 mesi, per garantire l'apertura per almeno 2 settimane consecutive nei mesi di luglio e agosto 2026. È partita ieri e andrà avanti fino al 2 agosto a Loano Universo in Rosa, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza Artemisia Gentileschi. L'evento, sostenuto da Regione Liguria, valorizza l'universo femminile attraverso la cultura, lo sport e una serie di preziose attività sul territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.